Senti, io volevo parlare con Andrea Mura, che già come lo devono definire? Velista, skipper, come ti piace essere definito? Velista. Velista, da bambino tu velista, vabbè, questa è la volta che ti fanno tutti, bene. Allora, tu hai iniziato a 3 anni, mi hai detto. Sì. Perché tuo padre è un appassionato, è uno dei fondatori del... Yacht Club Cagliari. Infatti, quindi eri abbastanza dentro la... Sono cresciuto a Marina Piccola. Ecco, quindi la tua prima regata quando è stata? La mia prima regata è stata sull'Optimist, avevo ancora 6 anni, credo. 6 anni? Sì, perché prima di 6 anni non si può regatare. Ah, perché tu sei stato anche prima dei 6 anni. Sì. Hai iniziato a vincere, no? Qui leggo... dov'è? No, vabbè, questi sono già i titoli più importanti. Vai. Poi volevo invece vedere un video, vedere un video della tua ultima impresa, novembre 2014, cosa ti ricorda? La Rota del Rum, l'anno scorso. E dove eri? Dove l'avete fatta? A Saint-Malo. Saint-Malo, ecco. Io volevo vedere questo video molto bello dove c'è la presentazione per far vedere come è amato Andrea Mura non solo in Sardegna ma in giro per il mondo. Poi c'è la benedizione perché la barca si benedice. Sì, si benedice prima di una regata oceanica in solitario praticamente. È meglio che i santi se la... Vediamolo un attimo, prego. Mura sur Vento di Sardegna. Pour être tout à fait complet avec la classe Rome. La pace e la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questa nave e sul suo skipper per sempre. Amen. Amen. Mi dispiace del mio italiano. No, perfetto. Un po' arrugginito. Molto meglio del mio francese. Le manca l'accento della Sardegna. Un piccolo regalo della candela della Madonna di Saint-Malo. Grazie. Che sempre prega per i navigatori, i marinai. E questo è Andrea Mura, insomma. Grazie a Pierpaolo Fusciani che ha Ringraziamo realizzato... le belle immagini di Pierpaolo Fusciani che poi chi le vuol vedere queste immagini le trova... Sì, nella pagina, nel sito web di Vento di Sardegna o in YouTube alla pagina di Vento di Sardegna. Poi ti devo chiedere altre 2 cose, però te le chiedo dopo perché abbiamo un problema, mi dicono che sta succedendo qualcosa. Cosa è successo? C'è l'allerta a me.